Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. È iniziato a Catanzaro il processo corrito abbreviato scaturito dalle operazioni Frontiere 5 Lustri che ha sgominato il clan Muto di Cetraro. Il sostituto procuratore ha chiesto la condanna per tutti i 39 imputati, con pene comprese tra i 20 e i 2 anni. Avviso di conclusione indagine per 43 persone coinvolte nell'inchiesta Eracle condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. I rampolli dei clan terrorizzavano la Movida Reggina. Individuati e arrestati dai carabinieri di Corigliano i 3 giovani ritenuti responsabili di furto e rapina. Avrebbero agito con allarmante spregiudicatezza terrorizzando la città. Ancora non si vola a Crotone, riunione operativa fra Sacal e Regione per trovare soluzioni alternative alla compagnia che ha abbandonato lo scalo. Il sindaco dice spostati alcuni voli da Lamezia a Crotone. Lavori fermi per il porto di Diamante, l'ultimatum del sindaco alla regione, nessuna proroga, l'infrastruttura dovrà essere pronta per come previsto entro agosto 2018. La provincia di Vibo supera il tunnel del dissesto, il presidente dice adesso più servizi per i cittadini, miglioreremo su scuole e strade. Al via lunedì i lavori per la ricostruzione di Mormanno dopo il terremoto che nel 2012 ha danneggiato il centro storico. Entro 36 mesi le opere dovranno essere consegnate, sarà impiegata manodopera locale. Buonasera ad Anna Franchino e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. Partiamo con la cronaca perché è iniziato a Catanzaro il processo corrito abbreviato scaturito dalle operazioni Frontiera e 5 Lustri che ha sgominato il clan Muto di Cetraro. Il sostituto procuratore ha chiesto le condanne per tutti i 39 imputati con pene comprese tra i 20 e i 2 anni di reclusione. Sentiamo. 39 richieste di condanna con pene che vanno dai 20 ai 2 anni sono state avanzate dal sostituto procuratore di Catanzaro Alessandro Prontera al termine della requisitoria nel processo corrito abbreviato scaturito dalle operazioni Frontiera e 5 Lustri che ha inflitto un duro colpo al clan Muto operante sul Tirreno Cosentino. La pena più alta è stata richiesta per Franco Cipolla, detto Tabacco di Cetraro, e Guido Maccari, ritenuti dagli inquirenti organizzatori col compito di gestire il traffico di droga, procurando e gestendo sempre nuovi canali di approvvigionamento di stupefacenti, di organizzare le piazze di spaccio, selezionando e rifornendo i grossisti della consorteria. Chiesta la condanna anche per i figli del boss, Franco Muto, Luigi a 17 anni e Mara a 9 anni. 10 anni invece la richiesta di condanna avanzata per Angelina Corsanto, moglie di Muto, ritenuta la reggente del clan, dopo l'arresto del marito, tanto da detenere la bacinella dell'organizzazione criminale. Il processo riprenderà il prossimo 15 gennaio. L'operazione Frontiera, lo ricordiamo, messa a segno il 19 luglio del 2016 dai carabinieri del ROS e del comando provinciale di Cosenza contro il clan Muto capeggiato dal boss Franco di Cetraro, detto il re del pesce, imputato nel processo con rito ordinario. Secondo l'accusa, la cosca e i suoi sodali avrebbero monopolizzato per oltre 30 anni le risorse economiche del territorio, dal commercio del pesce ai servizi di lavanderia degli alberghi alla vigilanza nei locali notturni. Ma non solo, sui Muto pende anche l'accusa del controllo di un grosso traffico di stupefacenti che riforniva le principali località balneari della costa, da Diamante a Scalea, e Praia a Mare ha portato all'arresto di 58 persone ritenute dagli inquirenti appartenenti alla cosca Muto, indagate per associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, usura e illecita concorrenza con violenza e minaccia. Proprio partendo dalla cosca Muto, la direzione distrettuale antimafia il 19 gennaio scorso ha poi portato avanti l'inchiesta denominata 5 Lustri, che ha consentito di svelare un'associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla turbativa di gare d'appalto nel settore pubblico nel periodo 2013-2015.
Da un processo ad un altro, a quello su Calabria Verde, perché si costituirà parte civile appunto nel procedimento penale la Giunta regionale della Calabria all'ente in-house Calabria Verde a carico di Paolo Frugiuele, Alfredo Allevato, Marco Mellace, Antonio Enrico, Gennarino Magnone ed Emanuele Cicciarello, imputati a vario titolo per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio, minaccia a pubblico ufficiale, peculato e falsità ideologica. Lo ha riferito un comunicato della Giunta regionale in cui si afferma che l'esecutivo nella seduta di oggi ha autorizzato proprio questa costituzione. Secondo le ipotesi di accusa della procura, alcuni degli imputati si sarebbero resi protagonisti di gravi danni nei confronti della regione, come la sottrazione e l'indebita utilizzazione di ingenti risorse economiche, circa 80 milioni di euro provenienti dai fondi europei che sarebbero dovuti servire invece per l'acquisto di mezzi antincendi boschivi, per le opere idrauliche e per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e degli insediamenti urbani in aree di rischio e di quelle aree con rischi di frane. Ancora la cronaca, l'inchiesta Eracle della DDA di Reggio Calabria, l'avviso di conclusione per le indagini per 43 persone, in manette finirono i rampolli dei clan che terrorizzavano la Movida Reggina. Sentiamo. Fu un'operazione importante quella scattata nell'estate scorsa a Reggio Calabria denominata Eracle, perché riuscì a mettere un punto fermo su una situazione che si trascinava da anni. Si ricorderanno gli arresti effettuati da polizia e carabinieri nei confronti di 15 persone affiliate ad alcuni clan di Reggio Calabria o ad essi collegate, accusate di avere terrorizzato almeno dal 2015 gli avventori di molti locali estivi, dove la Movida Reggina si rappresentava nella sua positiva eleganza. Il divertimento dunque, diventato business per l''ndrangheta e motivo di paura per molti cittadini. In questi mesi l'inchiesta della DDA di Reggio Calabria è proseguita e sotto la lente di ingrandimento degli investigatori sono finiti altri 28 soggetti. L'avviso di conclusione indagine è stato notificato e in 43 adesso rischiano di essere processati. L'indagine di Polizia di Stato e Carabinieri ha ricostruito una miriade di episodi che chiariscono il dominio esercitato da rampolli di 'ndrangheta che hanno fatto il bello e il cattivo tempo per quasi 2 anni. Rampolli con alle spalle evidentemente i colonnelli che imponevano sinergie ai titolari dei locali. Ed ecco quindi la guardiania per motivi di sicurezza, sembra, anzi è, un paradosso. Tutto doveva passare da loro. E chi si opponeva rischiava grosso. È il caso dell'avventore di un locale che non aveva voluto riconoscere, aveva fatto bene, il potere dei giovani boss e a qualcuno, come si dice in gergo, aveva fatto faccia. Accadde che gli tesero un agguato, gli spararono ferendolo gravemente dopo averlo inseguito per tutta la città. Ma adesso game over, sembra di poter dire, il gioco è finito. E ancora la cronaca giudiziaria nel processo denominato Gotha, perché gli avvocati dell'architetto Marcello Cammera hanno diffuso una nota in cui esprimono soddisfazione per la decisione della seconda sezione penale della Corte di Cassazione, che per la seconda volta ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale delle Libertà di Reggio Calabria, che ha confermato l'ordinanza cautelare emessa per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. A seguito del primo annullamento della Suprema Corte, il Tribunale aveva concesso all'architetto gli arresti domiciliari, ma aveva ribadito la sussistenza del delitto di concorso esterno in ragione del rapporto di Camera con l'avvocato Romeo. La difesa ha nuovamente proposto ricorso in Cassazione e a seguito dell'accoglimento e del nuovo annullamento con rinvio il Tribunale sarà chiamato ora a pronunciarsi per la terza volta sulla sussistenza del delitto contestato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Adesso ci spostiamo a Corigliano, dove i carabinieri hanno arrestato 3 giovani con l'accusa di concorso in rapina aggravata e furto aggravato. Sarebbero gli autori di 2 rapine in abitazioni ai danni di persone anziane e di un furto in una tabaccheria. Gli episodi si sono verificati fra il dicembre del 2014 e l'ottobre del 2015. 3 sono tutti pregiudicati. Sentiamo. Indossavano maschere di carnevale 3 giovani arrestati oggi dai carabinieri di Corigliano Calabro con l'accusa di furto e rapina. Ecco uno dei colpi messi a segno. Nel mirino la tabaccheria di un distributore di benzina di San Giorgio Albanese. La banda ha divelto le serrande e le inferriate. Una volta all'interno del locale ha fatto razzia di tutti i tabacchi esposti, centinaia di pacchi per un valore stimato di oltre 5.000 euro, ma i 3 avrebbero effettuato anche 2 rapine in appartamento a Corigliano, agendo con allarmante spregiudicatezza. Ciò che è più allarmante
importante è le modalità con cui avevano concluso le rapine a danno di povere persone anziane. In particolar modo in un'occasione avevano anche legato le 2 vittime, 2 coniugi anziani, per rapinarvi di tutto il materiale prezioso che avevano all'interno dell'abitazione. La seconda rapina invece è stata compiuta ai danni di un'anziana vedova. In quell'occasione hanno pedinato la donna, quindi hanno fatto irruzione nell'appartamento. La vittima è stata minacciata con un grosso coltello a serramanico e gli sono stati sottratti gli orecchini e la collana in oro, le fedi nuziali e un anello con pietre preziose. Le rapine e il furto sono stati compiuti tra il 2014 e il 2015, ma le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Castrovillari, hanno consentito di individuare i 3. Loris Schiavelli, Pasqualino Veronese, entrambi di 27 anni, e Cristian Filadoro di 26 anni, tutti di Corigliano, sono adesso finiti in manette. Sono 3 soggetti già conosciuti ampiamente sia all'autorità giudiziaria che alle forze di polizia per precedenti specifici in ambito di reati contro il patrimonio, ma anche in tema di sostanze stupefacenti. Importanti per individuare i 3 anche i risultati degli accertamenti biologici e dattiloscopici del RIS di Messina. Grazie anche alle impronte che furono repertate all'epoca dei fatti, quindi tracce biologiche e impronte, e ai risultati che poi sono stati ottenuti tramite il RIS di Messina, siamo riusciti ad accertare in modo in modo certo che la presenza dei 3 odierni arrestati in tutti e 3 gli eventi. Adesso vi mostriamo delle foto che riguardano proprio 4 capannoni non ancora ultimati, costruiti sulla sommità della collina in località Reina a Crotone, a cui questa mattina i carabinieri forestali hanno posto i sigilli su disposizione della procura di Crotone, seguendo il sequestro preventivo. Il provvedimento è stato emesso dal GIP Michele Ciociola su richiesta del PM Gaetano Bono, titolare delle indagini. Con questo sequestro la procura, è scritto in un comunicato, assesta un altro importante colpo per arrestare l'ennesimo tentativo di speculazione edilizia nel territorio crotonese. I 4 capannoni formalmente e apparentemente autorizzati per la lavorazione di prodotti agricoli erano invece con grande probabilità destinati ad una futura trasformazione in tanti appartamenti con vista mozzafiato sul golfo di Crotone ed invidiabile ubicazione da rivendere a fortunati e facoltosi acquirenti. Non a caso i lavori sono fermi sin dal 2010 e nessun intervento per attrezzare gli immobili è stato mai avviato. E ancora, per la cronaca, vi mostriamo le foto del sequestro di un frantoio a Santa Sofia de Piro nel Cosentino, effettuato dai carabinieri forestali di Acri per smaltimento illecito di rifiuti, denunciato il proprietario dopo un'accurata indagine dei militari finalizzata alla ricerca delle cause della strana colorazione delle acque di alcuni torrenti della zona, appunto è un odore di sanza. Hanno individuato la causa in una vasca di accumulo di acque reflue e di vegetazione. Tale vasca era collegata ad un frantoio, le acque provenienti dalla molitura delle olive convergevano all'interno della vasca e venivano scaricate e smaltite illecitamente. L'attività ha causato l'inquinamento delle acque superficiali dei torrenti esistenti in zona fino a valle ad una distanza di oltre 3 chilometri. Ancora per la cronaca, il Tribunale di Cosenza ha processato nella giornata di oggi per direttissima un uomo di 58 anni di San Martino di Finita che è stato tratto in arresto sempre dai militari forestali per aver rubato della legna di proprietà del comune di San Martino di Finita. 6 mesi pena sospesa e 800 euro di sanzione, la pena inflittagli dall'autorità competente che lo ha riconosciuto colpevole di furto aggravato. Cambiamo argomento, parliamo adesso di trasporti e infrastrutture, perché Regione e Sacal sono alla ricerca di soluzioni per far riprendere l'attività dell'aeroporto di Crotone dopo la beffa della Fly Service, compagnia che si è volatilizzata prima ancora di iniziare. Il sindaco di Crotone, che ha partecipato alla riunione in cittadella, ha chiesto di spostare alcuni voli attualmente sulla Mezia sullo scalo Sant'Anna. Gianluca Pasqua, sentiamo. Sono state avanzate altre ipotesi su eventuali accordi da chiudere nel più breve tempo possibile con altri vettori, tra cui una compagnia internazionale con cui è stata già avviata una trattativa dalla Sacal e dal presidente Oliverio. Leggiamo testualmente uno stralcio della nota stampa inviata dalla giunta regionale al termine dell'incontro organizzato in cittadella sull'aeroporto di Crotone.
nascosta tra le righe che raccontano della riunione tra il presidente Oliverio, i vertici della Sacal, il sindaco di Crotone, i sindacati e il comitato Crotone deve volare, la notizia più importante, ossia il tentativo di bypassare la beffa servita dalla Fly Service, compagnia austriaca che si è volatilizzata al momento del decollo, lasciando a terra i passeggeri e nei guai Regione e Sacal. Certo, adesso si usano tutte le cautele, un altro insuccesso sarebbe letale per i protagonisti della vicenda, vittime sì, ma anche colpevoli di essersi affidati con superficialità ad un soggetto alquanto aleatorio. Un altro passaggio della nota spiega che entro martedì prossimo le parti si aggiorneranno sulle soluzioni tecniche individuate su eventuali novità riguardanti nuovi accordi con compagnie aeree in grado di collegare definitivamente l'aeroporto Sant'Anna ad altri scali nazionali e internazionali. E quanto sperano cittadini, rappresentanti politici e il sindaco di Crotone, che durante la riunione ha dato un suggerimento alla Regione e alla Sacal, che proprio ieri si è vista confermare per 30 anni dal Consiglio di Stato la gestione degli scali di Reggio e Crotone. Oggi però chiediamo una risposta certa che non può essere più identificata in una compagnia di piccolo cabotaggio come quella che si è presentata e che di fatto non si è presentata. Chiediamo oggi che ci sia insieme ai capigruppo del Consiglio Comunale di Crotone, insieme ai sindacati, insieme alle associazioni di categoria e ai comitati, chiederemo che venga spostata una tratta per Roma e una per Milano dalla Lamezia su Crotone per iniziare l'attività volativa su Crotone e poi sederci a discutere su tutto il proseguo dell'attività volativa dell'aeroporto. Capisco che è management, ma non si può fare a meno del territorio e non si può fare a meno di sentire le rappresentanze locali, così come è stato nei giorni passati. E basta deroghe sul porto di Diamante, l'opera va completata entro i tempi previsti, la dura presa di posizione del Comune di Diamante che chiede alla Regione di rispettare gli impegni assunti, la mozione del sindaco Sollazzo è stata approvata all'unanimità. Sentiamo. La mozione presentata dal sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo è stata approvata all'unanimità. Sul porto cittadini e istituzioni della città del Tirreno non intendono più derogare. Un ultimatum alla regione. Non mi piace a me parlare di ultimatum, diciamo che è una posizione forte, ferma su questa vicenda che ormai dura da troppo tempo e per la quale chiediamo chiarezza fino in fondo e chiediamo delle decisioni definitive senza possibilità di ulteriori disguidi e di ulteriore perdite di tempo. I lavori iniziati nel 2016 sono fermi, una situazione insostenibile per la città che vive di turismo e non può consentirsi un'incompiuta. Il completamento dell'infrastruttura, lo prevede il progetto, è previsto per la prossima estate. È previsto il completamento per agosto del 2018 e a questo punto a noi sembra non fattibile nessun tipo di portare a termine l'opera nei tempi previsti dalla convenzione firmata a settembre dell'anno scorso, a settembre del 2016, essendo i lavori fermi, quindi è difficilissimo che possa essere portata a termine nei tempi previsti. Che risposta si attende dalla cittadella di Germaneto? La Regione dovrebbe a questo punto prendere atto della situazione di stasi che c'è e prendere i provvedimenti conseguenziali. Ancora infrastrutture, il commissario dell'autorità portuale di Gioia Tauro Agostinelli mette in mora la società terminalista. L'autorità portuale vuole rilanciare lo scalo partendo dalla verifica dei requisiti di MCT. Sentiamo. L'autorità portuale di Gioia Tauro, con il suo commissario Andrea Agostinelli, alza la voce nei confronti del monopolista dello scalo gioiese. La sottoutilizzazione del terminal impone una necessaria e stringente verifica sulla sussistenza dei requisiti per il mantenimento del vigente assetto concessionario e autorizzativo. Un vero schiaffo per la Med Center ricevuto da Andrea Agostinelli, che per la prima volta mette in mora la società terminalista che si è insediata nello scalo calabrese nel lontano 1993, sottoscrivendo un protocollo d'intesa con lo Stato che ha portato all'apertura allora del più grande terminal di trashipment del Mediterraneo, che prevedeva un volume di traffico non inferiore a 1 milione di TEUs e l'assunzione di 450 portuali. Nel 2003 la MCT ottenne un'ennesima concessione di banchine e piazzali realizzati dallo Stato e si impegnò a movimentare almeno 4,5 milioni di TEUs all'anno. Poi la crisi
crisi iniziata nel 2008, la richiesta di cassa integrazione per anni ed infine i licenziamenti dello scorso mese di luglio. Nello stesso mese poi c'è stata la sottoscrizione del nuovo APQ che si impegnava al rilancio del terminal. A distanza di 1 anno e mezzo da quell'accordo si è assistito invece ad un decremento dei contenitori movimentati ed anche al mancato intervento promesso di rafforzare mezzi portuali, gru e carrelli elevatori. Entro 30 giorni adesso MCT dovrà inviare all'autorità portuale una serie di documenti contabili, piani aziendali e piano mezzi. Trascorso tale termine, l'autorità portuale valuterà se adottare decisioni anche traumatiche per rilanciare lo scalo, compresa l'eventuale revoca delle concessioni. Ora ci spostiamo a Vibo, dove la provincia supera il tunnel del dissesto. Il presidente dice adesso più servizi per i cittadini, miglioreremo su scuole e strade. Sentiamo. Da oggi nasce una nuova provincia, questa finanziaria quantomeno dà ossigeno affinché questa nuova provincia possa ripartire e possa dare sia la dignità all'istituzione e possa dare dignità all'intero territorio provinciale. Il presidente della provincia di Vibo Valentia, Andrea Niglia, convoca una conferenza stampa per illustrare le prospettive d'uscita da quel default economico-finanziario che ha drammaticamente penalizzato fino ad oggi il territorio, possibile grazie agli emendamenti inseriti nella finanziaria 2018 e nel bilancio pluriennale che per il triennio spalmerà una cifra pari a 30 milioni di euro da suddividere tra le 3 province in dissesto, oltre Vibo Valentia, Biella e Caserta e le altre 12 in stato di predissesto. Parte con un ringraziamento corale, giusto per ribadire il peso di uno sforzo verso un risultato raggiunto quando ormai in pochi ci credevano. Grazie a questo lavoro siamo riusciti davvero a portare a termine questo. Se non spingevamo da tutti i lati, era la stessa cosa che il treno, se si spinge poteva essere ribaltato, quindi il treno è stato trascinato sul binario affinché arrivasse ad ottenere il risultato nella stazione che noi volevamo. Trascurando poi il fatto che, avvenendo la ripartizione in base ai criteri legati al numero di abitanti e alla superficie territoriale, con il rischio che a Vibo Valentia, piccola provincia, arrivino solo le briciole, il presidente Niglia esprime ottimismo per quanto da domani sarà possibile fare sul territorio provinciale. Questo significa che con l'inizio dell'anno possiamo partire davvero a dire che ci saranno interventi sulle scuole, interventi sulle strade, quindi è una provincia che può dare di nuovo servizi a tutta la comunità, non solo vibonese, ma a tutti i comuni facenti parte di questa provincia. E da Vibo a Mormanno, dove lunedì apriranno i cantieri per la ricostruzione del centro storico. A 6 anni dal terremoto partono appunto i lavori che dovranno essere consegnati entro 36 mesi, previsto l'impiego di manodopera locale. Vediamo. Il cantiere Mormanno. Lunedì cominceranno i lavori per la ricostruzione nel centro storico del paese del Pollino, interessato dal terremoto del 26 ottobre del 2012. A distanza di 6 anni da quella drammatica notte, la speranza concreta per la rinascita del borgo. Stanziati complessivamente 15 milioni di euro, 17 i progetti in totale che consentiranno ai cittadini di tornare alle loro abitazioni. Il presidente del Parco del Pollino, Mimmo Pappaterra, sottolinea l'originalità dell'avvio delle attività stipulate con un protocollo d'intesa che prevede il coinvolgimento di manodopera locale e punta l'attenzione sui tempi certi di realizzazione delle opere e la legalità nei cantieri. Un risultato importante per il sindaco della città del Pollino, Giuseppe Regina, il quale ricorda l'intensità del sisma che interessò diversi comuni, epicentro a Mormanno. A rischio in quella indimenticata notte d'autunno anche l'ospedale che fu evacuato. Oggi si respira un clima diverso, poche ore e cominceranno i lavori. La rinascita per Mormanno dovrà avvenire, questo stabiliscono le carte, entro 36 mesi al massimo. È la fase del cronoprogramma da rispettare, in cui imprese e istituzioni dovranno fare la propria parte per rispettare il termine della consegna dei lavori. Nel centro del Pollino c'è fermento per quella che è vissuta come un'opportunità occupazionale, oltre che per quel ritorno a casa che tante famiglie attendevano. E adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca.
Beni per 35.000 euro sono stati sequestrati ad un funzionario pubblico indagato per peculato falso e truffa. I finanzieri del gruppo di Sibari hanno eseguito un nuovo decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura nei confronti di un 66enne dipendente del comune di San Lorenzo Bellizzi. L'uomo si sarebbe appropriato di 14.500 euro dal comune di Trebisacce e di 35.000 euro dal comune di San Lorenzo Bellizzi perché, sfruttando l'incarico di responsabile dell'ufficio ragioneria al comune di Trebisacce, dopo aver contratto finanziamenti personali con istituti di credito, avrebbe operato solo formalmente la decurtazione sulla busta paga. Operazione Stigio. Il prefetto di Crotone Cosima Di Stani ha nominato Giuseppe Gualtieri ed Eugenio Pitero quali commissari prefettizi rispettivamente dei comuni di Cirommarina e di Strongoli. Nel caso di Cirommarina la decisione è stata presa in seguito alle dimissioni della metà più uno dei consiglieri comunali e delle rispettive cariche elettive a seguito dell'operazione della DDA di Catanzaro. Detenzione di droga ai fini di spaccio. Ad Isola Caporizzuti i carabinieri hanno arrestato un'intera famiglia, in manette padre, madre e figlio. I militari, nel corso di un controllo e in seguito ad una perquisizione domiciliare, hanno trovato all'interno di un vaso in vetro 3 grammi di cocaina, 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari. È accusato di rapina un 30enne arrestato dai carabinieri di Crotone insieme ai colleghi del Nord. Avrebbe avvicinato un 43enne di Taranto e prima gli avrebbe chiesto una sigaretta e successivamente lo avrebbe aggredito, riuscendo a sottrargli il telefono cellulare per poi scappare nelle vie limitrofe. Il responsabile è stato subito individuato, identificato e arrestato. L'uomo è stato trovato con la refurtiva che è stata riconsegnata alla vittima. Ora a Catanzaro per l'iniziativa dell'associazione Spazio e Note di Conversazione nel reparto di oncoematologia pediatrica. Da tempo i volontari sostengono sanitari e pazienti. Sentiamo. Tante bottiglie d'acqua, un bene primario, l'essenziale è invisibile agli occhi, direbbe il Piccolo Principe, ma anche simbolo della vita, il prezioso liquido donato dall'associazione Spazi e Note di Conversazione al reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda pugliese Ciaccio di Catanzaro, un gesto di vicinanza ai piccoli e alle loro famiglie che combattono contro il dolore. Oggi abbiamo voluto dare proprio l'elemento acqua come purezza, come purificazione di vita, proprio come aiuto di vita che servirà sia ai dottori, ai pazienti, ai piccoli degenti, ma anche ai genitori sempre con un sorriso sulle labbra, ma con quel velo di tristezza sempre negli occhi, perché sono dei reparti veramente importanti. La collaborazione tra sociale e sanitario è molto diffusa nella sanità calabrese. I volontari nelle corsie degli ospedali sono un valido sostegno per i sanitari. È l'ennesima dimostrazione di vicinanza, perché sono 4 anni. L'associazione Spazio e Note di Conversazione ci dimostra la sua vicinanza e ce la dimostra in maniera attiva, operativa, dando sempre, contribuendo ad alleviare il disagio dei bambini del nostro reparto. Già in precedenza ha sempre donato cose utili, non solo ad aiutarci ad assistere dal punto di vista sanitario, dal punto di vista medico, ma anche cose utili per alleviare la bruttura del loro soggiorno. Ed ora vediamo il meteo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Un minimo depressionario sul Tirreno tende a traslare sulla Sicilia in direzione del Basso Ionio, una manovra che indurrà all'arrivo di precipitazioni sulla nostra regione, anche se non saranno distribuite uniformemente ovunque. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani variabilità diffusa con addensamenti più intensi sui settori ionici, dove saranno possibili piogge al mattino tra il settore cosentino e quello crotonese. Nevicate sui rilievi di Pollino e Sila, settori orientali, a quote intorno a 1100-1300 metri. Nel corso della giornata le precipitazioni potrebbero, in forma sporadica, giungere anche su Catanzarese, Vibonese e Reggino. Ampie schiarite da nord nel corso della serata. Temperatura pressoché stazionaria. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione ovunque da nord, con mari molto mosso il Tirreno, tendente a poco mosso a partire dal settore settentrionale, mosso lo Ionio, localmente molto mosso il settore crotonese. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.